Emanuele Serafin, enologo, e proprio lui ci farà un focus, un approfondimento sul diserbo, sul Piro Diserbo, quindi quello che un po' abbiamo visto. Quindi la parola ad Emanuele. Buonasera e benvenuti a tutti. Io ringrazio per l'invito, anticipo che parlo e comunico con voi a nome del terzista Costantino Schincariol, a nome della ditta CS Thermos e a nome del ragazzo che purtroppo vi saluta tutti quanti ma non è riuscito questa sera a raggiungerci, che è Riccardo Biasentin di Codogné. È stata fatta una tesi, ma penso soprattutto alla progettazione, alla costituzione di un'attrezzatura per il Piro Diserbo, quindi la capacità di utilizzare il fuoco, in questo caso una fiamma controllata e alimentata da pellet. Si è voluto estremizzare, è un progetto che comunque è durato più di 2 anni. Questi pellet non sono costituiti da legna a caso o scarti di segheria, ma sono costituiti dal recupero delle ramaglie del vigneto, quindi dei tralci del vigneto, trinciati, lievemente essiccati, compattati, i quali vanno poi ad alimentare questa caldaia a pellet che produce la fiamma non libera utilizzata in vigneto. Proviamo a sgranare qualche dato. Io, tra l'altro, conoscendo tutte e tre, diciamo, le parti coinvolte, ho avuto anche la possibilità di vedere nell'arco di 2 anni di progettazione le varie fasi di progettazione e anche con curiosità le varie prove in vigneto. Non nascondo, nella zona del Coneglianese, nella zona dell'Opitergino, sono riusciti a mettere insieme diversi campi, tra virgolette, sperimentali, dove mi pare abbiano più già di 50-60 ettari di lavoro in neanche 2 anni di prove. Dicevano che con 70-80 euro riescono a fare un trattamento ad ettaro in condizioni normali, vuol dire senza periodi di piovosità superiori ai 10 giorni consecutivi. In periodi normali riescono a intervenire a distanza, quindi non prima dei 25-30 giorni. Non è poco. La cosa curiosa è che il secondo anno, ovviamente essendo Piro Diserbo, si è creata anche una selezione delle malerbe presenti, ma al secondo anno di trattamenti certe tipologie particolarmente infestanti non erano più presenti. Certo, se parliamo di biodiversità viene un po', diciamo, da pensarci su, però allo stesso tempo stiamo parlando di certe malerbe che forse avrebbero creato dei problemi di convivenza anche con la lavorazione stessa del sottofila o equivalenti. Parliamo di una fiamma che esce ad una temperatura compresa tra gli 850 e i 950 gradi centigradi. Sono state fatte delle prove quanto viene recepita la fiamma a livello del terreno e quanto a 20 cm sul tronco della vite. La vite per 2 secondi subisce una fiamma di 25-28 gradi centigradi. Sul terreno invece viene recepita una fiamma di 60-70 gradi centigradi. Diciamo, il successivo brevetto a questa caldaia, tra virgolette, del Piro Diserbo, è stato quello di un Piro Diserbo con l'applicazione di acqua calda subito dentro, con un'applicazione capace di distribuire acqua calda a 70 gradi centigradi successiva alla fiamma. Mi pare che con l'operatore Costantino Schincariol questa operazione sia ancora in fase di definizione e di prove varie, però il Piro Diserbo, sinceramente ho avuto possibilità di vederlo. Altri tecnici, ricercatori qua presenti in sala avranno la possibilità di approfondire nel tempo sicuramente questa pratica, che era uscita 30 anni fa, 25-30 anni fa, è stata ripresa ultimamente, però
ringrazio tutti della presenza e vi porto i saluti di tutte e tre le parti coinvolte. Grazie Emanuele per questa testimonianza, per questa piccola lezione che ci hai regalato. Allora, prima di darvi la parola per le domande, diciamo di rito, anche perché penso che ci siano delle interrogazioni dei nostri esperti che sono qui per voi, volevo dire, io poche ore fa ero a Villa Foscarini a Stra per un brand molto importante che parla appunto di vini naturali e c'era una folla incredibile, cioè veramente bisogna dire che la direzione dei vini naturali è la direzione del futuro, per cui tutte queste tecniche che ci permettono di lavorare nel vigneto in modo non invasivo, ottenendo comunque risultati ottimi, perché da quanto abbiamo sentito, sono quelle da intraprendere, per cui vedo che in effetti la sala si è completamente riempita, vuol dire che l'attenzione c'è, quindi penso che Eros ha fatto un ottimo lavoro a programmare questo secondo incontro appunto del network Wine Idea, e quindi penso che la strada sia quella giusta. A questo punto noi abbiamo anche un microfono in sala, e quindi le domande, chi vuole intervenire se si alza in piedi, che così viene individuato dal nostro operatore per il microfono. Prego. Potete farle miste sia sulla zeolite, sia sul biodiserbo, sia sul vigneto, io direi intelligente, no? Il vigneto intelligente. Chi rompe il ghiaccio? Abbiamo tante persone qui in sala, c'è sempre un po' di timidezza all'inizio. Si possono sapere i costi della zeolite? Costi della zeolite. Andiamo subito sul concreto perché è importante. Аз мога само да представя zeolite, аз не съм лицето, което търгува. Io vi rappresento la zeolite, il prezzo poi ci saranno gli agenti che parleranno. Comunque il confronto alla chimica sicuramente costa di meno. Мога да кажа примерно цени, които има на световния пазар. Sui prezzi mondiali secondo me. Una forbice. Non è? Примерно Япония продава между 800 и 3000 долара на тон zeolite. От 800 до Il 3000 Giappone долара на тон vende zeolite. dai 800 a 3.000 dollari la tonnellata in base a tipo di zeolite. Ma quante tonnellate deve usare per... Ние в България... Con hectare si sposa. Моля? Con hectare si sposa. 5 quintali. На 1 хектар максимално се употребяват 5 тона. Il massimo è 5 tonnellate per un ettaro. 5 quintali? 5 quintali. 5 quintali. 5 quintali. Cominciamo a vedere un dato. Обикновено се използва от по 500 кг до 5 тона, зависи от състава на почвата. 100 kg a 5 tonnellate, dipende dal terreno e da cosa bisogna fare. Bene. Sul vigneto intelligente, perché Eros qui Единственото нещо, което може би не споменахме, че zeolita има последействие. Значи веднъж натурена почвата, 3-4 години вие нищо друго не правите, освен поливате с вода. Forse non abbiamo detto che una volta concimata la terra con la zeolite, per i prossimi 3 o 4 anni garantiamo che non bisogna fare nessuna concimazione. Però prima il professore ha detto che diciamo, se la zeolite è pura non ci sono contaminazioni da altri diciamo, erbacee, ma se io nel vigneto ho erbacee diciamo, cosa succede con la zeolite? Mi genera diciamo, ancora più vigoria di queste Sono ragazzi che costano partiti anche di pozioni, Да, за съжаление, за съжаление. Purtroppo anche le erbacee. Quindi diciamo un problema che Има препарати срещу C'è il diservo a fuoco che dopo passa. Значи zeolita стимулира и вредните и полезните Lui растения. stimola la terra, Освен това, което правим за оранжериите, където е стерилно. tranne quello per le serre che è sterile, da lì puoi partire senza erbacee, però quando vai fuori non è più sterile. poi noi abbiamo il problema delle pendenze, perché sono i vini noi li abbiamo in collina. Il problema ci vuole una dogista. Кое? Ci sta pure una dogista. Клони, няма значение. Non c'è problema Няма per le значение. pendenze, non c'è nessun problema. Cioè viene usata diciamo, come un normale fertilizzante. Come un normale Diciamo, Значи продукти са за листи,
coprono 20 cm. Максимум 20-25 Da см. sotto 20-25 cm sottoterra, non di più. Но първата година може да се положат отгоре. Prima non si possono mettere anche solo sopra, Следващата година, когато се обработва почвата, те e ще l'anno dopo quando si gira la terra si gira dentro. най-ефективно е първата година да се поселят отгоре. Cioè, la cosa più effettiva è mettere primo anno metterli sopra e poi nell'anno successivo И с най-малко разходи. e quello che, la possibilità che costa anche di meno. Но има последействие минимум 3-4-5 години. Un minimo 4-5 anni dopo continua a rilasciare. Гарантираме, когато приложим даден продукт, Garantiamo se si seguono le direttive, si fa un esame della terra, che si fa una cosa mirata, че толкова години няма да прави нищо друго di створение. continuare con nient'altro. Posso chiedere, buonasera, volevo conoscere se ci sono evidenze in merito al controllo o alla possibile repellenza verso la cimice asiatica della zeolite. Кое? Cimice se caso ottenere insetti, Да, имаме препарат специален Кринотокс, Abbiamo il Clinotox che è un prodotto който е срещу такива фачовски малки боболечки и плесени по... che contro le piccole mosche, le piccole insetti che potrebbero andare a danneggiare le piante. На база на zeolite. A base di zeolite. Anche quello che abbiamo per il fogliare è comunque un materiale che va sprozzato, avendo un caolino dentro che dà il bianco, dà fastidio agli insetti, quindi stanno alla Не larga. преказвай точно. Ancora qualcuno? Possiamo andare tutti all'impresa. Bene. Dopo siamo disponibili Sì, comunque a fare comunque. una chiacchierata. Mentre beviamo e prendiamo qualcosina. C'è il contatto diretto. Bene, allora io vi ringrazio i nostri relatori, il nostro ospite e andiamo a vedere questa